È sempre fitto il mistero sulla sorte di Kim Jong-un. Il capo dell'intelligence di Taiwan rivela è malato, ma la Nord Corea non rischia il vuoto di potere. Seguiamo la corrispondente Giovanna Botteri. Dall'isola di Ganhwa, a qualche chilometro da Seul, basta un canocchiale per vedere le campagne della Corea del Nord. Quello che nessuno riesce a vedere da 19 giorni è il leader massimo, Kim Jong-un. I satelliti continuano a spiare il paese misterioso e segretissimo, scoprono yacht di lusso nel resort marino di Wonsan. È lì che Kim si troverebbe per sfuggire alla pandemia, sostengono a Seul. Già malato, pensano invece i servizi segreti di Taiwan. L'idea di un vuoto di potere o del collasso del regime nucleare di Pyongyang fa paura ai due paesi vicini alleati degli Stati Uniti, che avrebbero già pronti piani segreti stabiliti proprio con Washington per mettere in sicurezza i confini. La presenza di truppe americane ai suoi confini inquieta invece Pechino, che sulla dinastia dei Kim ha sempre avuto grande influenza e che avrebbe mandato al capezzale di Jong-un i suoi medici. All'inizio di aprile, il responsabile del Dipartimento Antiepidemia giurava che la Corea del Nord non aveva casi di coronavirus. 10 giorni dopo, Kim spariva dalla circolazione.